Sono Quartana Giulia, sono presidente dell'Associazione Disabilità. È una giovane associazione che è nata a Venezia alla fine del 2016 e il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione del territorio alle diverse forme di comunicazione, valorizzando la lingua dei segni come lingua naturale e promuovendo l'utilizzo di comunicazioni alternative, come la comunicazione gestuale. L'obiettivo di questa serata è quello di raccogliere fondi per la realizzazione di progetti nelle scuole qua sul territorio di Venezia e solitamente sono progetti che mirano all'inclusione di bambini e ragazzini con disturbi della comunicazione o comunque necessità particolari. Sono la mamma di uno dei bambini che hanno seguito questo progetto a scuola, la scuola elementare Renier Michel, fino dalla prima elementare. La mia testimonianza è quella di una mamma che ha visto mia figlia e tutti i suoi compagni di classe crescere, non solo nell'apprendimento di una nuova lingua che è la lingua dei segni, ma soprattutto riguardo a un tema molto importante che è quello dell'accoglienza e dell'inclusione. Sono una cantante lirica e sono anche mamma di 2 bambini. E uno dei 2 ha una sindrome, la sindrome dello spettro autistico, per cui ha difficoltà nella comunicazione. A quell'epoca veniva da noi una dottoressa che si chiama Giulia Quartana, che fa parte appunto di Disabilità, è una delle fondatrici, e con lei abbiamo pensato di avviare un progetto all'interno della classe di lingua dei segni, in modo da aiutare Daniele a mettersi in contatto con gli altri bambini, perché all'epoca cercavamo di aiutarlo a comunicare proprio attraverso la lingua dei segni. Spero che questa iniziativa risulti essere importante e con l'obiettivo di poterla replicare chissà prossimamente.